Gestori idrici uniti per garantire la qualità dell'acqua. Un'ampia platea di esperti e rappresentanti istituzionali si è riunita in convegno alle Village di Padova per discutere di un tema cruciale, la sicurezza dell'acqua potabile. L'evento, organizzato da Viveracqua in collaborazione con Acegas APS AMGA e con il patrocinio di Utilitalia, ha messo in luce le sinergie tra autorità locali e gestori idrici nel percorso di prevenzione e mitigazione dei rischi per l'ambiente e la salute. Oltre 150 partecipanti, tra cui la Direzione Regionale della Sanità, l'ARPAV e i Consigli di Bacino, hanno condiviso ricerche e strategie, sottolineando l'importanza della collaborazione per garantire una risorsa fondamentale. Finalmente ci stiamo lavorando da un po' di tempo, tutti i gestori idrici del Veneto si parlano e parlano la stessa lingua. È un team interdisciplinare composto da geologi, ingegneri, tecnici di laboratorio e poi anche col supporto importante dell'USL e della Regione Veneto. Questa è una sfida che abbiamo iniziato 5 anni fa e che stiamo adesso portando avanti. È un bel risultato. L'incontro è stata l'occasione per fare il punto sull'implementazione dei piani di sicurezza dell'acqua, PSA, un modello introdotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e recepito a livello europeo con il Veneto pioniere nell'adozione già nel 2017. Questi piani rafforzano la filiera di controllo dell'acqua potabile, agendo a livello preventivo, andando oltre le analisi di routine per mappare e valutare in modo specifico i potenziali pericoli legati alle caratteristiche uniche del territorio. L'acqua, che è un bene preziosissimo, ha bisogno di essere riguardata e osservata. Stiamo raccontando come facciamo per mettere in sicurezza l'acqua. Abbiamo mappato tutti i rischi legati all'acqua, li abbiamo mappati in tutto il territorio e l'abbiamo fatto con una metodologia unica. Questo permette di offrire lo stesso livello di protezione dell'acqua nelle città come nelle montagne, in tutto il territorio regionale, e questo è un grande valore perché non si creano discriminazioni anche dal punto di vista della sicurezza di questo approvvigionamento. I casi di studio presentati da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia dimostrano come la condivisione di queste buone pratiche, adattate alle specificità territoriali, sia un dovere per garantire acqua sicura e tutelare salute e ambiente in linea con l'Agenda 2030. Noi usciamo da una grande esperienza che è quella dei PFAS, che ci ha insegnato molto, quindi la sensibilità è maturata, è nato il sistema regionale per protezione della salute da effetti ambientali e meteoclimatici e questo è un passo importante per essere attrezzati al governo.